Siglato stamani presso la Sala San Michele della Questura di Agrigento il protocollo d'intesa denominato Protocollo Elios tra la Questura nella persona del Questore Tommaso Palumbo e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe Capodieci. Le azioni previste dal protocollo nascono dall'istituto dell'ammonimento del questore disciplinato dalla legge al fine di fronteggiare in via preventiva episodi di violenza domestica e di stalking. L'ammonimento è uno strumento importante che rappresenta il primo avvertimento rivolto ai soggetti maltrattanti, evidenziandone il disvalore sociale della loro condotta. L'istituto punta a bloccare le recidive degli episodi di violenza in ambito domestico o di atti persecutori prima che questi diventino un crimine prevalentemente rilevante, intervenendo direttamente sul maltrattante attraverso il suo inserimento in percorsi di recupero, rieducazione e di riabilitazione. I percorsi messi in atto dai servizi specializzati dell'ASP di Agrigento mirano a un cambiamento profondo dei soggetti maltrattanti allo scopo finale di ottenere un calo significativo delle recidive e allo stesso tempo la possibilità di recupero del maltrattante. L'obiettivo principale delle istituzioni coinvolte è quello di anticipare la soglia di prevenzione e protezione del citato fenomeno, intercettando i comportamenti che integrano i cosiddetti reati sentinella per impedire che i medesimi vengano portati a più gravi conseguenze. Con questo protocollo Elios, quindi, oltre all'azione inibitoria rispetto alla reiterazione di determinati comportamenti per i quali viene adottato l'ammonimento del questore, si aggiunge un ulteriore strumento che prevede per l'autore delle condotte censurate di intraprendere facoltativamente un percorso di rieducazione con il sostegno di un'equipe specializzata che lo potrà aiutare a prendere consapevolezza del disvalore sociale e della lesività degli atteggiamenti prevaricatori, riducendo così il rischio di recidiva. Una collaborazione in sinergia, quella creata tra la Questura e l'ASP di Agrigento per favorire la presa in carico della persona ammonita, la verifica degli esiti dell'attività posta in essere nella consapevolezza che gli interventi preventivi rivolti all'autore delle violenze non possono che rafforzare la tutela e il sostegno delle vittime di violenza.